Buongiorno notizia. 8:31, ancora buongiorno. Iniziamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del Giornale di Sicilia, che parla naturalmente di politica e di amministrative 2017. La Sicilia al voto, ecco le liste. Questo è il titolo principale. 2 i capoluoghi, in 7 contro Orlando, a Palermo 5 in corsa a Trapani, nell'Agrigentino Fari, Susciacca e Palma, Pozzallo, Niscemi, Avola e Floriglia, centri più grandi ad est. Record di consigli da rinnovare nel Messinese. Nell'isola 1,5 milioni di elettori chiamati alle urne in 129 comuni l'11 giugno. L'analisi poi del Giornale di Sicilia: alleanze inedite e spaccature per i partiti, un test per le regionali, centrodestra di nuovo unito quasi ovunque. Il Movimento 5 Stelle per la prima volta si presenta in tutti i principali centri. 37 in lizza per la poltrona di primo cittadino. Nei capoluoghi si misurerà gran parte della forza delle due coalizioni storiche. E poi la scheda, molte le novità. Guida per non sbagliare in cabina elettorale, sistema maggioritario in 113 paesi. Si può votare per un candidato sindaco e per una lista questo non collegata. Un massimo di 2 preferenze per il consiglio comunale, ma purché siano indicati un uomo e una donna. E poi sotto il titolo principale la mappa dei comuni al voto, una mappa dettagliata che viene pubblicata provincia per provincia dal Giornale di Sicilia. Cambiamo argomento. Alla regione finanziaria bis, arenata in commissione all'Ars, altra giornata di caos. Si profila un rinvio a dopo le amministrative. Sono state tagliate tutte le norme che avrebbero cambiato le regole sul personale. I carabinieri acquisiscono gli atti sulla seduta relativa alla soppressione di riscossione. Lotta al cyberbullismo, ora c'è la legge contro il web violento, sì definitivo, tutele per i minori, stop agli insulti. C'è anche il commento all'interno dello psicologo Maurizio Gentile che dice: il vero antidoto rimane l'educazione. A Siracusa, fuoco e paura in ospedale, pazienti messi in salvo, l'incendio nel reparto di malattie infettive, incertezza sulle cause. Notizia questa che abbiamo dato ieri. E poi il Giornale di Sicilia riporta anche la notizia di calcio, Coppa Italia alla Juve, Lazio battuta all'Olimpico, 12° trofeo e terzo consecutivo, primo passo verso il triplete. I titoli sui quotidiani di informazione online. Messina oggi, utilitaria contro volante della polizia, 3 feriti, un inseguimento con tanto di scontro tra un'utilitaria e una volante della polizia, in poche parole scene da set cinematografico. È accaduto in via Cesare Battisti, protagonista il conducente di una Fiat 600 che si è schiantata frontalmente con una volante della polizia durante un inseguimento. A causa dell'impatto il conducente dell'utilitaria ha riportato gravi lesioni ed è attualmente ricoverato al Policlinico Universitario. Secondo le prime testimonianze, la 600 non si sarebbe fermata all'alto imposto dai poliziotti. L'uomo alla guida dell'auto, già nota alle forze dell'ordine, ha proseguito la marcia quasi sfidando gli agenti. La folle corsa è terminata con l'impatto che ha provocato ferite anche agli stessi agenti, trasportati all'ospedale Piemonte, giudicati guaribili in 20 giorni. Siracusaoggi.it, la spinta vigliacca in via Elorina. Il comandante dei carabinieri Grasso dice estrema gravità, ipotizzata aggravante razziale. Un episodio di estrema gravità che ci lascia interdetti e preoccupati. Così il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Luigi Grasso, commenta la spinta vigliacca di via Elorina dopo averne identificato i responsabili. Grasso ha auspicato che si sia trattato di un fatto isolato e che non sia invece legato a una nuova assurda tendenza. I miei uomini, ha detto, si sono mossi in maniera esemplare. La vicenda richiedeva la massima celerità e un'attenzione a 360 gradi. Il territorio richiedeva una risposta immediata. L'indignazione è stata subito giustamente palpabile, così come l'unanime condanna del gesto. Ognuno ha collaborato come ha potuto. Sul fronte delle indagini, gli sviluppi arriveranno nelle prossime ore. Si sta definendo la fattispecie di reato. Per questo, aggiunge Grasso, siamo in costante contatto con l'autorità giudiziaria. Occorrerà tenere conto di chi ha compiuto il gesto, ma anche di chi ha ripreso la scena e ha messo in rete il video. Ad ogni modo non esiste alcun dubbio sugli aspetti di gravità dell'episodio. La procura sta valutando una possibile aggravante legata alla discriminazione di odio razziale. Quanto alle 2 vittime di 23 e 25 anni e originari della Guinea e del Senegal, una ha accusato un trauma contusivo e scoriativo alla gamba e alla mano destra con una prognosi di 8 giorni più diverse scoriazioni dovute alla forte caduta.
La Sicilia Web con la ruspa per rubare il bancomat. Hanno tentato di sradicare il bancomat della sede del Credito Siciliano di Ficarazzi, frazione di Aci Castello, senza però riuscirci. Una banda di malviventi ieri notte ha spaccato i muri della struttura, danneggiando anche il palazzo sotto il quale si trova la banca. Hanno bloccato la strada con 2 camion e hanno messo in azione la ruspa. La banca di Via Tripoli era stata già oggetto nei mesi scorsi di un furto andato a buon fine. Le 8.36, chiudiamo qua la prima parte della nostra rassegna stampa. Buongiorno Notizia prosegue ancora con tante notizie e approfondimenti. Restate con noi.